Ore e ore di ricerche, una trentina di uomini tra vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri al lavoro, la squadra cinofila, droni, termocamere e l'elicottero. Ma ancora non ci sono novità sul parapendista visto precipitare domenica pomeriggio tra i boschi nelle colline di Marostica, a cavallo tra Valle San Floriano, dove è stato allestito il quartier generale, e Pradipaldo. Del pilota non si sa nulla, né generalità né provenienza. In mattinata il coordinatore delle ricerche, il caposquadra Giuseppe Corazzina, ha fatto partire la perlustrazione a bassa quota dell'area boschiva con l'elicottero. Sta facendo un passaggio molto basso per spostare anche le chiome degli alberi, perché il bosco è molto impervio, è difficile trovare la vela. Ottenendo esito negativo sono partiti con il rastrellamento a piedi con l'aiuto dei cani, ma nessuna traccia della vela e del pilota. Le possibilità di trovarlo o trovarla sano e salvo sono sempre più remote. Non aveva la vela di emergenza aperta, quindi si può paragonare che la caduta è circa 10 metri al secondo, quindi l'impatto è abbastanza violento. Speriamo se troviamo oggi, se le ricerche, continuiamo queste ricerche e riusciamo a trovarlo oggi, trovarlo in vita. E coglie l'occasione per lanciare un appello, così come ha fatto in giornata attraverso i social anche il soccorso alpino. Ho parlato anche con i carabinieri questa mattina che hanno sentito i vari hotel, ristoranti nella zona dove alloggiano i parapendisti con esito negativo, e se qualcuno sa qualcosa, se un ragazzo o una ragazza che non è rientrata da ieri sera, noi siamo qui pronti col 115, può informarci se ha visto qualcosa, insomma, se sa qualcosa. Intanto le ricerche proseguono. Questa notte rimaniamo qui e domani mattina all'alba si riparte con le ricerche.